Welfare, territorio e produttività. Una giornata di lavoro dedicata a capire in che modo le istituzioni, le imprese e le comunità locali possono collaborare per creare comunità più resilienti nelle quali i bisogni delle persone sono al centro dell'interesse, appunto da un lato delle istituzioni e dall'altro delle imprese. La giornata si è articolata in due momenti: una prima parte dedicata a un inquadramento teorico delle politiche di welfare, viste come azioni che le imprese possono adottare per aumentare il supporto percepito da parte delle maestranze, da parte delle imprese. In altri termini, le politiche di welfare possono essere viste non solo come strumenti che integrano la retribuzione o danno alle persone una maggiore sicurezza sul loro futuro pensionistico, ma anche come azioni proprio di gestione del capitale umano. E lo abbiamo fatto, questa prima parte, mettendo insieme la prospettiva del terzo settore, la prospettiva della consigliera di parità regionale e la prospettiva dell'area capitale umano della Regione Veneto. Nella seconda parte abbiamo invece focalizzato la nostra attenzione su 5 esperienze del nostro territorio, 5 esperienze che meritavano di essere raccontate perché hanno interpretato in maniera corretta le istanze del welfare aziendale che caratterizzano questi anni. Le 5 imprese sono state Zordan di Valdagno, Enerblu, Cantarana di Cona, Venezia, Unifarco, Santa Giustina, Belluno, Gruppo Veritas, Venezia e Dalben di San Stino di Livenza, Venezia. Tutte queste imprese hanno dimostrato di aver adottato pratiche di gestione variamente ispirate al concetto di welfare aziendale da un lato, ma anche di supporto alle maestranze per aumentare il benessere organizzativo, per aumentare il supporto percepito da parte delle imprese e anche per migliorare il bilanciamento tra vita professionale e vita privata. Un paio di esempi significativi. In tutte le realtà che sono state coinvolte in questo incontro abbiamo visto una particolare attenzione da parte della proprietà, ma anche del sindacato alla solidarietà tra le maestranze, allo scambio di esperienze, alla formazione, all'adozione di strumenti che migliorano la qualità della vita dentro l'impresa, ma anche i servizi che l'impresa può fornire alle maestranze. Dall'altro abbiamo visto un paio di esempi di imprese che hanno ottenuto la certificazione per parità di genere, che rappresenta una nuova frontiera nella quale andare.